Genitori, insegnanti, studenti, una delegazione del Comitato Priorità alla Scuola ha manifestato davanti alla sede della Protezione Civile del Veneto per chiedere al Presidente della Regione Luca Zaia di ritirare l'ordinanza che tiene le scuole superiori chiuse sino al 1° febbraio. Vogliono che si torni in classe ma in sicurezza. Quello che chiediamo ad esempio è una pianificazione di uno screening su tutta la popolazione scolastica, uno screening che sia fatto a partire da subito e che poi sia uno screening ripetuto nel tempo come già fatto in altre regioni. Tra l'altro dove questo screening viene fatto vengono evidenziati dati di positività nelle scuole veramente bassi, di uno 0,02% ad esempio in Toscana. Volevo mettere un po' in risalto la questione della sofferenza che stanno vivendo i ragazzi, gli studenti e le studentesse in questo periodo. La dispersione scolastica continua ad aumentare, lo vediamo tutti noi nelle nostre classi, dove i ragazzi hanno sempre meno voglia di stare presenti, sono sempre più passivi, e io credo e noi crediamo che sia stato un grandissimo errore non considerare la scuola come una priorità quasi al pari della sanità stessa. Non sono stati fatti gli investimenti necessari per permettere la continuità scolastica, si è appunto considerata la scuola, tenuta la scuola come ultima questione da affrontare. La stessa ministra Azzolina, che in questi giorni, in questi ultimi mesi, ultimo mese, continua a dire che per lei è una priorità la scuola, però fondamentalmente è lei a capo del suo ministero e gli interventi che dovevano essere fatti quest'estate non sono stati fatti. Preferiamo esprimerci molto di più riguardo appunto a cose come i trasporti o l'aumento di spazi per la scuola e per evitare assembramenti, o piuttosto sì insegnanti, professori e professoresse che vengano assunti e assunte. Temete che di non ritornare in classe il 1° febbraio, perché poi di fatto il 31 gennaio insomma, scade l'ordinanza regionale. Temete di non ritornare il 1° febbraio? Noi non torneremo a scuola il 1° febbraio finché non viene fatto nulla. È inutile che vengano annunciate date sperando che caschi come una manna dal cielo questo fantomatico rientro a scuola. Noi non torneremo a scuola per grazia divina, torneremo a scuola quando verranno fatti investimenti nella scuola. Però in altre regioni sono già tornati a scuola, lo ritenete un azzardo? Sì, finché non vengono fatti i giusti investimenti, finché non vengono prese delle vere misure per farci tornare a scuola. Il discorso è proprio quello: noi non siamo negazionisti del virus, noi sappiamo perfettamente che situazione è in atto adesso, ma finché non vengono prese le giuste misure di sicurezza è inutile che vengano riaperte a singhiozzo le scuole per farci tornare a casa e darci quel barlume di speranza che sappiamo perfettamente verrà deluso.